Sana sanità, le medicine complementari in questa puntata. Ospite il dottor Luciano Andreoli, docente di agopuntura e medico di medicine complementari. Dottor Andreoli, medicina complementare da non confondere con alternativa. Beh sì, alternativa è una parola che era in uso qualche anno fa. Ormai il mondo delle medicine complementari o integrate, anche a livello dell'Ordine dei Medici, anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, vede più di buon occhio il considerare delle medicine che sono di integrazione alla medicina tradizionale. Non è o, ma è insieme, cerchiamo di fare il beneficio del paziente. Omeopatia e agopuntura continuano a far discutere. L'omeopatia, che cos'è l'omeopatia? Allora, direi che quello che fa discutere più di tutti è l'omeopatia. Ormai l'agopuntura ha un suo riconoscimento a livello mondiale anche da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che l'ha riconosciuta come una delle medicine, anzi forse è meglio parlare poi di una tecnica che ha una grande efficacia. L'omeopatia basa il principio su un concetto che la patologia viene curata con il simile. Quindi con i rimedi omeopatici, che sono rimedi naturali, rimedi di erbe, rimedi di sostanze, di veleni anche, che in diluizione omeopatica possono ottenere il risultato. Diciamo che la differenza fra l'omeopatia e l'agopuntura è che l'agopuntura ha uno schema, per cui gli schemi sono quelli, si studia quello, invece l'omeopatia, se vogliamo, è un po' anche, potrei dire a discrezione, non è la parola esatta, ma certamente ha sensibilità del medico curante. E quindi l'omeopatia si presta a una variabile di errori possibili, l'agopuntura in linea di massima, se è fatta bene, studiata bene, non ha possibilità. E poi arriveremo a questo, però ci sono milioni di persone che usano l'omeopatia, si assumono dei rimedi, quindi i farmaci, la teoria, la regola, non so, si pensa che i farmaci siano cattivi, i rimedi che siano buoni. Sì, allora i farmaci non sono cattivi assolutamente, diciamo che i farmaci hanno una grande importanza, però diciamo che i rimedi omeopatici hanno un loro punto a vantaggio, che è quello di non avere un'azione molto violenta come certi farmaci. Effetti collaterali? Effetti collaterali praticamente nessuno. Se mi permette volevo aggiungere che ci siamo dimenticati di queste medicine, forse una che è forse la più assoluta e la più vecchia in assoluto, la fitoterapia, cioè l'uso delle erbe. Sì. Le erbe delle nonne si dicono che funzionano, ma a un certo punto è la medicina più lontana, perché ogni erba ha una farmacologia, cioè ogni erba che noi assumiamo, anche se assumiamo il tarassaco, faccio per dire, che poi è l'erba dei prati, ma comunque ha una componente farmacologica, quindi è chiaro che il tarassaco non può dare effetti collaterali, ma se invece del tarassaco prendiamo una pianta di belladonna, una pianta di aconitum, abbiamo degli effetti farmacologici. Quindi le tre medicine, se vogliamo, possono essere la fitoterapia, l'omeopatia. L'omeopatia purtroppo ha dei limiti, perché nell'omeopatia bisogna un po' studiare il paziente, e questo, come le stavo dicendo, ha dei limiti. E anche un po' il prezzo di questi, un limite dell'omeopatia, anche il prezzo, perché insomma non è che la passi il Servizio Sanitario Nazionale. Su questo devo dirle che c'è un bello scalino di differenza fra quello che succede in Italia, quello che succede in Germania, quello che succede in Francia, succede in Inghilterra e in tutto il mondo. Perché se vogliamo la discussione sull'omeopatia nasce soprattutto in Italia. In Francia è passata una buona parte dal servizio sanitario, in Germania sì, in Inghilterra pure. Diciamo che negli altri paesi vicini a noi non è mai stata in discussione. Ha una sua nicchia, ha una sua nicchia di utilizzo, mentre invece noi in Italia continuiamo a dire sì, no. Ha un suo spazio. Ci sono dei pregiudizi qui, delle preclusioni. Sì, devo anche dirle che la spiegazione è molto logica, perché l'omeopatia nasce in Germania. Hahnemann è nato in Germania, ha vissuto in Germania, in Inghilterra e in Francia. In Italia non c'è mai passato, per cui nella cultura popolare
Poi quei popoli hanno assorbito nel tempo una scuola, una dottrina che noi in Italia abbiamo preso di sponda. Le dirò di più, se vuole. Sulla storia dell'omeopatia potremmo dire che addirittura, lo sa la scuola di omeopatia più importante qual è stata? La scuola napoletana. Sa perché? Ai tempi dei Borboni c'erano dei medici che venivano e provenivano dalla Francia e avevano importato dall'Austria e dalla Francia e dalla Germania. Quindi, per dirle una cosa, la nicchia della scuola di omeopatia di Napoli è quella più famosa. Un'altra medicina complementare è l'agopuntura. L'agopuntura è una pratica o una medicina? Allora, è una tecnica che fa parte della medicina tradizionale cinese, che è composta di vari aspetti, di cui l'agopuntura in Cina, io sono stato 9 volte in Cina, ha una pratica più o meno in Cina del 40%, 50%. In Cina si utilizzano tantissimo le metodi del Qigong, per esempio, che è quindi una ginnastica respiratoria, o delle tecniche respiratorie vicine a quelle che possono essere lo yoga, tanto per spiegarle, ma poi soprattutto la fitoterapia cinese, quindi l'uso delle erbe cinese. Per spiegare un po' a tutti, l'uso del ginseng non è un uso come ne facciamo noi nel caffè, piuttosto che come tonico. Il ginseng è un'erba che ha delle cure e degli aspetti medici ben evidenti, e così tutte le erbe che poi appartengono anche al mondo vegetale nostro. Quindi ci vuole una cultura, non si possono prendere le erbe così a casaccio. Infatti quello che lei mi stava dicendo è una tecnica, l'agopuntura, quella più fantasiosa, però fa parte di una medicina che è la medicina tradizionale cinese molto più complessa. Io ho letto che l'agopuntura riporta in equilibrio i flussi di energia. Che cosa significa? Sì, sa, quando si sente questo bisognerebbe partire da dove è partita l'agopuntura, la medicina cinese. I flussi di energia, non è questo, è che la concezione del mondo della medicina tradizionale cinese prevede che noi siamo un sistema in equilibrio dettato da momenti che possono essere legati a momenti emozionali, a momenti anche meteorologici. È fuori di dubbio che se noi usciamo una giornata fredda e non siamo ben coperti abbiamo dei sintomi. Ma questa è la reazione del nostro corpo a questo, e quindi i punti di agopuntura studiati in un certo modo, identificati secondo i sintomi del paziente, e quindi ci saranno dei punti che, adesso paradossalmente le dico, chi ha freddo toccando dei punti stimola la sudorazione, piuttosto che dei punti che invece inibiscono la sudorazione. Ne faccio un esempio. Nella menopausa, che nella medicina occidentale non prevede dei grossi trattamenti, se non perché non è una patologia, è un momento della vita in cui c'è una condizione ormonale che ti porta a momenti in cui le classiche vampate. Con l'agopuntura non è che risolviamo il problema, diminuiamo le sudorazioni. Diminuendo le sudorazioni diminuisce per esempio le vampate di calore, ma ristabilisce quell'equilibrio. Quindi questi canali ristabilisce l'equilibrio. Il concetto principale nella menopausa è non far sudare questa donna, e ci sono banalissimi punti che poi si trovano nel polso piuttosto che nel piede che inibiscono la sudorazione. Ecco, è un po' localizzare questi punti, ma arriviamo. Io volevo dirle anche un'altra cosa. Gli aghi mi hanno sempre affascinato, lei lo sa che al bisogno io vengo da lei quando ho bisogno e sono soddisfatto della sua opera. Però ci sono dubbi e discussioni anche sull'efficacia di questa agopuntura. Io non sono di quelli, però dicono che, non so, sia un placebo. No, allora, possiamo dirlo questo per l'omeopatia, perché non ha riscontri clinici, però le posso garantire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato circa 15 anni fa delle indicazioni su cui l'agopuntura ha una vera efficacia. Le faccio l'esempio: il trigemino, la menopausa, l'enuresi nei bambini, quindi la pipì a letto nei bambini, poi tutte le patologie dolorose, articolari, le cefalee, ma questi sono dati statistici. Se uno va a cercare su internet e va a cercare Organizzazione Mondiale Sanità Agopuntura, questi sono dati che l'OMS ha dato. Questo le posso dire anche perché provati.
Provati. Questo le posso anche dire perché sono stati fatti continuamente studi. Cioè, i miei viaggi in Cina mi hanno portato ad andare in università come l'Università di Nanchino, che è un centro collaborativo dell'OMS. Io sono andato come partecipante alla scuola di agopuntura, per meglio dire, della statale di Milano, e io quindi ho partecipato come inviato, diciamo, della statale di Milano all'OMS di Nanchino, e lì c'è il centro collaborativo dove si fanno studi per trovare l'evidenza scientifica. Devo anche dirle che il problema sostanzialmente qual è? Che chi fa agopuntura dovrebbe avere un curriculum, ma non un curriculum personale, un curriculum di studi, sì, perché c'è anche quello che non ha fatto gli studi, e chi non fa gli studi, improvvisazioni. E chi non fa gli studi a quel punto lì brucia il lavoro di quelli che... Sì. Senta, l'agopuntura è un antidolorifico? Allora, è un antidolorifico sì, però limitante, nel senso che le indicazioni per l'agopuntura sul dolore sono evidenti, ma non così non evidenti. È il solo il pregio di questa... No, io per esempio le posso dire che per esempio nella menopausa ha tutto meno che un'indicazione sul dolore, e per esempio sul trigemino invece ha un'indicazione specifica sul trigemino. Comunque, scusi, le volevo anche dire per esempio l'herpes zoster. L'herpes zoster e gli esiti di herpes zoster che hanno dolore, l'agopuntura funziona molto bene. Quindi ci sono dei campi in cui nel dolore ha una logica, e poi in campi in cui probabilmente... Comunque l'agopuntura è un intervento personalizzato. Sì e no, nel senso che nel momento in cui c'è il dolore la cosa è standard, in cui c'è la menopausa per esempio è standard, ma nel momento in cui ci sono dei problemi legati al sonno o legati a fatti emotivi particolari, a quel punto lì bisogna fare delle indicazioni. Le faccio un esempio classico. La prima cosa che si fa quando ci sono dei problemi non legati per esempio ai dolori, si fa una cosa che si facevano i medici 60 anni fa: fammi vedere la lingua. Dalla lingua si capisce quali possono essere le problematiche e quindi l'indicazione. L'esame della lingua, la visita della lingua, poi non è che dobbiamo fare un esame, ma la visita della lingua ci dice se possono essere problemi. All'occhio esperto. All'occhio esperto. Io ricordo che mio zio, quando mi vedeva, la prima cosa che faceva, mi faceva vedere la lingua e poi mi diceva se dovevo prendere delle cose o altro. Questa tradizione è stata persa, mentre la medicina cinese è la base e cardine di tutto. Senta, pazienti diversi, dolori simili, ma punti diversi di inserzione degli aghi. Questo è quello che non riesco a capire io. Come si fanno a localizzare i punti? Bisogna studiarli, ahimè, nel senso che i punti hanno quelli che vengono definiti i meridiani, sono dei punti immaginari comunque che hanno un'azione riflessologica. Le faccio l'esempio: io quando ho iniziato a fare l'agopuntore, facevo un lavoro anche in ospedale al pronto soccorso al Gaslini e studiavo allora un po' di agopuntura. C'è un punto in agopuntura che si chiama appendicite, in cinese si chiama la wei, comunque vuol dire appendicite. Ha una sensibilità particolare in quelle persone che hanno un'appendicite o cronica o addirittura acuta. E quel punto lì è un punto che è un dolente, fa parte della semeiotica anche occidentale. Che ha avuto un problema di appendicite ricorda che c'è un dolore verso la gamba o comunque c'è una dolorabilità nella zona della tibia, e quei punti lì vanno studiati. Quindi non è vero che sono diversi i punti, sono diversi i tipi di patologia. Se uno ha un problema all'anca ci sono dei punti, se uno ha un problema alla spalla degli altri, se uno ha un problema al gomito agli altri. Senta, quando un ago non viene inserito nel punto giusto, che cosa succede? Allora, intanto non è un punto, ma è una zona. Ecco. Possiamo anche... Lei quanto margine ha sull'epidermide? Allora, io ovviamente la precisione è sempre frutto di beneficio, però le potrei dire che non è una questione millimetrica, la monetina di un centimetro, la zona è quella. L'importante è che quella sia la zona. Se uno mette, faccio per dire, per una cefalea in una zona del polpaccio, non ha capito niente. Quindi i punti del collo sono i punti del collo, i punti della testa sono i punti della testa, ma insomma un minimo di logica ci deve essere. Io la stimolo un po'. La durata dei trattamenti? Allora, non c'è una durata particolare, diciamo che la mezz'ora è la mezz'ora.
Diciamo che un trattamento anche per una patologia acuta può anche essere 10 minuti. Nel senso che le spiego, se mi arriva un paziente che ha avuto il classico colpo della strega, adesso poi insomma una problematica, una sciatalgia potente in cui è rimasto bloccato 10 minuti prima, basta anche 5 minuti. Io ho visto in Cina sbloccare in 10 minuti delle persone che si sono entrate piegate in due. E più si ritarda l'intervento, più i tempi sono lunghi. Si allungano. Poi io sono dell'idea che le due cose devono viaggiare di controbalzo insieme, nel senso che non è pensabile che, voglio dire, mi arriva uno con una sciatica e non penso neanche, se vedo una compromissione radicolare, di pensare di fare una risonanza. Io devo farla la risonanza, poi devo decidere i tempi per risolvere il problema, quindi la tempistica è di tempi, diciamo, di orologio può essere mezz'ora, di tempi di guarigione sono in base alla problematica. Se è uno che ha un problema di un herpes zoster, chiaramente la terapia, per esempio, è secondaria a altre terapie, ma è efficace perché mi permette di ridurre l'uso dei farmaci, per esempio di base, che vengono prescritti dal medico, di dimezzarne magari l'uso. Sì, perché era una domanda che volevo farle. Ci sono effetti immediati e effetti a lungo termine. Guardi, un punto che io ho imparato, perché poi le prime esperienze si fanno da soli, no? Quindi io ricordo che quando sono stato al primo corso di agopuntura ormai 35 anni fa, 33 anni fa, e il docente aveva detto che c'era un punto di agopuntura che bastava pungere e toglieva il mal di gola. Al primo mal di gola, capisce bene anche lei che io ho voluto fare come San Tommaso, andare a capire se quello che mi aveva detto quello aveva una veridicità. E il punto è questo, basta solo farlo sanguinare e il mal di gola, come sintomo, ti sparisce. A parte il male. Il dito. Sì, l'angolo ungueale in questa zona, e quello lì è un punto che ti toglie il dolore immediato. Le devo dire, male ha fatto male, sanguinare ha sanguinato, però il mal di gola mi è sparito per un giorno, e quindi voglio dirle che l'immediatezza è in base anche alla situazione. Ci sono dei banalissimi punti che per esempio io insegno nel Twin pediatrico e che abbassano la febbre in niente. Ma allora le potenzialità dell'agopuntura, tutte le potenzialità non si conoscono ancora? Guardi, non si conoscono tanto, ma questo perché probabilmente c'è come posso dirle, c'è un po' di respingimento dalla parte della medicina. Devo dirle che questo non è sempre così, perché per esempio all'Ordine dei Medici io sono il responsabile della parte delle medicine complementari per quanto riguarda l'agopuntura, e abbiamo fatto gli albi. Dopo anni che non riuscivamo a mettere gli albi degli agopuntori, siamo riusciti a trovare gli albi degli agopuntori. Quindi alla fine abbiamo una credibilità rispetto a 10 anni fa notevolmente maggiore. Agopuntura nello sport. L'agopuntura nello sport è molto richiesta soprattutto perché non sempre, ormai intanto lo sportivo ormai Lei è stato agopuntore di squadre di calcio di Serie A, mi pare. Sì, ho fatto per 2 anni, anzi per 3, il medico nello staff sanitario della Sampdoria, e particolarmente facendo il settore giovanile, ma la prima squadra per quello che riguarda l'agopuntore. Abbiamo fatto agopuntura a alcuni giocatori, in particolare soprattutto per quello che può essere l'aspetto recupero e scarico fisico, no? Diciamo. Poi devo dirle che l'agopuntura nello sport, al di là dell'ambito del professionista, che quindi le richieste del professionista sono quello che appena ti fai male il giorno dopo devi essere in piedi. Ma comunque nello sport è molto evidente l'agopuntura, perché? Perché oggi la popolazione, rispetto a 30 anni fa, la popolazione che fa sport più o meno agonistico è notevolmente raddoppiata. Poi in Serie A camminano di più, una volta erano molto più lenti. Ora sono più fisico, più tutto scarpe, fisico, quindi muscolari. Si stancano di più, credo che si esauriscano più presto. Dunque si esauriscono più prima. E allora dà una mano l'agopuntura in questo caso? Può dare una mano, è riconosciuta all'estero come una tecnica efficace nell'aiuto e nel recupero, per esempio, muscolare, oppure nell'affaticamento muscolare, ma lei pensi anche che in tutte quelle fasi pre-infortunio,
cioè quando un giocatore per esempio ha un affaticamento, quello che si legge sui giornali affaticamento muscolare, è il preludio, il calo di forma anche. Sì, ma più che quello, che è chiaro, però per esempio l'affaticamento muscolare è il preludio di un infortunio muscolare garantito, quindi tutto quello che può essere è preventivo a evitare. Penso alla pubalgia, lei che ha giocato a calcio sa di cosa parliamo, la pubalgia è un problema legato a un affaticamento. Certo. Se si riesce ad avere una terapia preventiva che ti evita di far giocare, tenere un giocatore fermo 6 mesi. Sì. So che recentemente c'è stato un convegno sull'agopuntura a Genova, importante, un convegno importante. Rapidissimamente. Abbiamo organizzato all'Ordine dei Medici di Genova proprio un convegno importante sulla medicine complementari in ambito sportivo, in cui si è dato il giusto peso a quelle che sono queste tecniche, perché voglio dire, all'estero, sto parlando nel mondo del ciclismo, nel mondo della pallavolo, nel mondo del basket, nel mondo del calcio, in Inghilterra, in Russia e anche in Brasile si utilizza molto l'agopuntura e le tecniche complementari. Io credo che i ciclisti possa servire tanto. I ciclisti usano anche un sacco di altre cose. Sì, quelle lì lasciamo stare, ma però, so che dopo la corsa sono sottoposti a massaggi. Devo dire che ho avuto un contatto diretto con una squadra professionistica e questa squadra, ho parlato con quelli responsabili. Ciclistica, sì. A livello mondiale, ho parlato con questi e mi sono fatto spiegare come funziona e lei pensi che hanno i fisioterapisti, i medici, gli osteopati e gli agopuntori. Non si è fatto spiegare l'agopuntura, si è fatto spiegare come funziona, come funziona la struttura, no scusi, come funziona lo staff medico. E questo era per dirle quanta importanza viene data comunque anche in ambito ciclistico a quelle che possono essere, come posso dirle, delle cose che da noi sono un po' tabù, no? Nel senso che poi voglio dire, tutti i ciclisti usano rimedi omeopatici, dalla banalissima arnica per i dolori muscolari, ma da noi non si può dire. Ma devono fare dei pasticci, devono fare dei cocktail veramente terrificanti. Sì, devo dirle che questa appartenenza per questi 3 anni a questo staff sanitario della SAMP mi ha fatto capire quanta importanza oggi è il preparatore atletico. Cioè la salute, scusi, del calciatore, del ciclista, passa dal medico, ma passa molto anche dalla preparazione. Una preparazione fatta in un certo modo evita infortuni, altra li favorisce. Sicuramente, sono perfettamente d'accordo. Senta, giochiamo un po' ping pong velocissimi perché siamo quasi in fine. Medicina complementare e fai da te. Assolutamente, il fai da te è da cancellare, perché il fai da te, se non fa meglio, non fa niente. Pericoli con l'uso delle erbe, ne abbiamo parlato prima. Parliamo di tossicità di erbe, no? Cioè, bisogna pensare, guardi, non più tardi di 15 giorni fa a Verona ho assistito a un convegno di un collega che ha parlato sulla tossicità delle bacche. Può sembrare strano, però in effetti le bacche, quelle che noi troviamo, sono tossiche e quindi l'uso di erbe sbagliate, al di là che il fai da te è sbagliato, può creare qualche problema. Quindi sta parlando di bacche, per esempio, parliamo di erbe che se non sono conosciute. Agopuntura e diagnosi. La diagnosi, come le dicevo, parte dall'esame della lingua, dall'esame del volto, dai sintomi che ha il paziente. Proprio un giorno fa una mamma mi parlava del bambino che ha la febbre e si ostinava a dirmi ha 38 di febbre, gli dicevo sì, ma sto bambino suda o ha i brividi? Non ci ho mai fatto caso, ma sudare e i brividi vuol dire 2 cose ben diverse. Questa è una delle diagnosi sia omeopatiche che dell'agopuntura. Paziente che non crede nell'agopuntura. Guardi, il paziente che non crede nell'agopuntura non lo voglio neanche vedere, nel senso che non venga, ma non tanto perché è un paziente che non crede nell'agopuntura, magari è 6 anni che ha male alla schiena e pensa che in una volta lo possa risolvere e non sono il medico per lui. Agopuntura e dolore cronico.
Nel dolore cronico direi che nel dolore cronico potrei dirle questo: l'agopuntura può avere efficacia nel momento in cui si pianifica un tempo. Quanto stai facendo di cortisone, faccio per dire, prendi una pillola al giorno, facciamo l'agopuntura, riusciamo ad arrivare a mezza? Abbiamo già vinto. Certo. Agopuntura e suggestione. Suggestione, insomma, devo dirle che io in Cina ho visto i veterinari che fanno agopuntura ai cavalli piuttosto che ai cani, e credo che la suggestione a un cavallo o un cane non sia. Agopuntura e risonanza magnetica al cervello. Quello credo che non abbia nessuna indicazione, bisogna capire anche quali sono. Io ritengo che lei ha parlato di risonanza magnetica, la risonanza magnetica è fondamentale, quindi io dico a tutti: avete mal di schiena, ok, andate dall'agopuntura, chiunque sia, o chiedete all'agopuntura di fare gli esami, non di sperare che... Agopuntura e ictus. Allora, l'agopuntura e l'ictus può avere un'efficacia soprattutto nelle fasi secondarie, ma nelle fasi riabilitative. Le dirò di più, che è una delle indicazioni nell'OMS, però anche lì deve essere un lavoro complementare, cioè c'è il riabilitatore, c'è il medico, vediamo di fare tutti e tre una bella squadra e cercare di tirarlo fuori al meglio. Agopuntura e posizione podalica del bimbo. Questo podalica, questo diciamo, è il pane, questo è il pane degli iscritti e delle pubblicazioni in agopuntura. Il punto 67 di vescica, che è il punto che si trova all'angolo dell'unghia del mignolo, insieme a altri due punti, sono due punti di agopuntura che hanno un'ottima riuscita se il trattamento di agopuntura è fatta fra la 36esima e la 38esima settimana. Cioè c'è il bimbo che si presenta podalico, con i piedi in avanti. Sì, diciamo i piedi in avanti, oppure seduto, diciamo, con la testa in alto, che abbiamo capito. Quindi che è una posizione brutta per un parto. È una posizione in cui il parto non può essere fatto per vie naturali, o comunque che prevede delle indicazioni soprattutto per quello che può essere un cesareo, e quindi non per vie naturali, e quella puntura di quei punti lì sono i punti insieme a un trattamento. E questo fa girare. Sì, devo anche dirle che su un certo numero di pazienti sono riuscito a girarne un bel po'. Non sono riuscito a girarne uno proprio 15 giorni fa, le devo anche dire, perché siamo arrivati al tempo in cui era il tempo scaduto. I cinesi in ospedale fanno l'agopuntura in quelle 2 settimane, ma usciti dall'ambulatorio vanno a fare l'ecografia immediatamente, e il risultato dei cinesi è vicino al 90%. Ma questo è un dato, mi scusi, che se lei clicca su internet lo trova, perché è uno di quei dati in cui l'OMS ha dato l'indicazione. Senta, parlando di cinese, in questa stanza avevamo intervistato una dottoressa cinese, era venuta insieme a lei, avevamo fatto una trasmissione. Che fine ha fatto quella dottoressa? Intanto la ringrazio, perché quella trasmissione... Era un pezzo grosso in Cina. Sì, no? Questa è la dottoressa Shu, che è stata una dottoressa dell'ospedale di Nanchino, che io avevo invitato in Italia. Era stata una bellissima trasmissione con lei. Ma questo quanti anni fa? Un po' di... 7 anni fa, 7-8 anni fa. E la dottoressa Shu è la responsabile del Dipartimento di Agopuntura di Nanchino. Io sono stato per 3 anni là a vedere il suo ambulatorio. Lei era venuta in Italia, è sempre a Nanchino. I cinesi sono un po' strani, io li conosco, per cui oggi sono così, poi il giorno dopo non sai più dove sono. Per quello che ne so io è ancora a Nanchino, fa il suo lavoro, ma è una persona molto schiva, per cui fa le sue cose, pur essendo quasi un luminare, mantiene un livello molto basso. L'ultima domanda, massaggio Tuina, che cos'è? Parola massaggio porta fuori. Il Tuina sono delle manovre che potrebbero assomigliare alla nostra digitopressione, per spiegarle, e che fa parte della medicina tradizionale cinese, e si divide in Tuina dell'adulto e Tuina del bambino. Il Tuina del bambino prevede un trattato di digitopressione. Io ho scritto un libro. A che cosa serve? Si usa per varie problematiche. Il bambino chiaramente la tosse, il raffreddore, il mal di pancia, la febbre. Per esempio questo punto qui nell'avambraccio è un punto che, strofinato con acqua, con ghiaccio, con alcol, con qualcosa che è efficace, può abbassare la febbre nei bambini, perché questi sono i punti su cui nel bambino fino ai 6-7 anni ha una maggiore azione
le sostanze locali. Questo era per dirle che l'integrazione della Twin A, per esempio, con quella che può essere la pediatria, è una marcia in più, cioè non si esclude l'uso del paracetamolo piuttosto che di qualsiasi farmaco che si voglia dare, ma è conoscenza. Le dirò che in Cina, per esempio, lei pensi che si usano le tavole, quelle optometriche per la vista, per i bambini, e si insegnano ai bambini a stimolare dei normalissimi punti di agopuntura che migliorano la vista. Sono questi. No, è per i grandi che io devo dare la patente per la cosa. Glieli insegno dopo, glieli spiego. Ma questi sono punti che anche noi in maniera molto semplice, sono punti di agopuntura questi. Quando siamo stanchi il primo contatto è quello di andare a lavorare su dei punti e questi sono punti di agopuntura. Sono punti naturali. Sono punti naturali che ci viene in mente da fare. Vengono istintivi. Faccio l'esempio, abbiamo mal di testa, la prima cosa è lavorare su questo punto. E questo è un punto, si chiama Tai Yang in medicina cinese, è il punto che solleva mal di testa, poi bisogna vedere di che natura è. Sì. Bene, con questi bei consigli del dottor Andreoli noi abbiamo terminato. Ringrazio il dottor Luciano Andreoli, grazie a voi, docente in agopuntura, ringrazio il nostro regista Christian e ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.